Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Albignasego Channel. Oggi abbiamo un ospite speciale, l'assessore allo sport Gregory Bottin. Buon pomeriggio. Buongiorno, buongiorno. Facciamo la prima domanda all'assessore. Nonostante la crisi, il Comune è riuscito ad aiutare le società sportive. In che termini, se ce ne parla? Devo dire che anche quest'anno come amministrazione, quindi come assessorato allo sport, abbiamo mantenuto i 40.000 euro di contributi ordinari che diamo alle associazioni sportive. Sono contributi che vengono dati alle associazioni che hanno nel loro serbatoio di sportivi e soprattutto giovani. Io come assessore ritengo questo che sia veramente di vitale importanza, fondamentale per le nostre associazioni che vivono di volontariato. E quindi dare un segnale, un piccolo contributo concreto va ad aiutare le nostre associazioni che hanno molti risultati importanti a livello provinciale, regionale e anche nazionale. A febbraio invece parte questa nuova iniziativa, il corso di autodifesa. In che cosa consiste? Di che cosa si tratta? Il corso di autodifesa, anche questo è un progetto fortemente voluto dal sottoscritto, e anche devo ringraziare la collaborazione delle nostre due associazioni che fanno attività nel territorio, l'ASCA e Singitai, peraltro associazioni ritengo importanti perché oltre a lavorare con i nostri ragazzi, soprattutto di Albignasego, lavorano anche con i disabili. L'abbiamo proposto qualche anno fa con ottimi risultati. Soprattutto è un corso rivolto a donne e ragazze per dare degli strumenti che io dico, oltre che a livello fisico di difesa, sono anche degli strumenti che rafforzano anche a livello psicologico, in maniera che la persona magari che si trova intimidita dall'aggressore possa essere un po' preparata per difendersi. Per l'iscrizione ci sono dei recapiti telefonici dei nostri responsabili delle associazioni che troverete insomma, sulle locandine, oppure anche andando sul nostro sito di sport@ubizi.it. Ringraziamo e salutiamo l'assessore Bottin per la sua partecipazione, grazie e arrivederci. Grazie e un arrivederci a tutti. Cominciamo ora con il primo servizio. Entra in vigore la legge di stabilità e il Comune di Albignasego ha organizzato un incontro per lavoratori e aziende. Il 2015 sarà caratterizzato da importanti novità che riguardano il mercato del lavoro. Entra in vigore la legge di stabilità ed i primi provvedimenti attuativi della legge delega di riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act. Vista l'importanza dei temi, l'amministrazione comunale ha organizzato un incontro. Abbiamo chiesto al sindaco di Albignasego l'importanza del rapporto tra istituzioni locali e le aziende. È importante che i comuni siano sul campo, siano sul pezzo, diano informazioni, aiutino i cittadini a capire cosa sta succedendo, soprattutto in un momento come questo dove le persone hanno bisogno di punti fermi, hanno bisogno di sapere come muoversi nel mercato del lavoro e soprattutto c'è tanta necessità di trovare un'occupazione. Quindi i sindaci in prima linea proprio per dare delle risposte ai cittadini e alle imprese del loro territorio. L'obiettivo dell'incontro è quello di dare ai partecipanti un quadro generale delle principali novità che interessano i lavoratori e le aziende. Il relatore della serata è stato l'avvocato Gianluca Spolverato. Il senso dell'incontro è quello di fare il punto sulle tante novità che interessano il lavoro. Sono novità davvero rilevanti perché riguardano intanto tutti i dipendenti che saranno assunti quest'anno e negli anni prossimi. E le novità più importanti sono essenzialmente due. Da un lato viene incentivata l'assunzione a tempo indeterminato dei dipendenti, quindi la stabilizzazione dei rapporti con sgravi contributivi significativi per i prossimi 3 anni. Dall'altro lato, per i nuovi assunti, è introdotta una disciplina un po' più flessibile per quel che riguarda i licenziamenti. Significa costi certi per le aziende che assumono. Questa è la scommessa, rilanciare il paese e il lavoro rendendo più flessibile e certo il costo. Secondo appuntamento con la rassegna Teatriamo andrà in scena sabato 7 febbraio alle ore 21 presso il Palazzetto Polivalente di Albignasego
gli era meglio andare a Rimini. Secondo appuntamento di Conoscersi per migliorarsi, mercoledì 11 febbraio alle ore 21 a Villa Ubizzi. Gli archetipi, ponti di viaggio attraverso cui ritrovare forza, energia, sostegno e identità lungo l'arco della vita. Questa è l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito.